nell'allestimento e reperimento di alloggi, nonché per gli sforzi compiuti per mantenere vivo lo spirito dei paesi e preservare l'anima della comunità. Grazie. Abbiamo per il comandante dei Vigili del Fuoco che questo omaggio è stato realizzato da un'associazione del nostro territorio, l'associazione Ragnatela, si tratta di un'associazione di ragazzi disabili che lavorano la ceramica e penso ben rappresenti quello che fate voi. Grazie. Sindaco, le dono quella che è la fiamma del nostro corpo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e lo faccio veramente con tanto affetto nei confronti suoi e di tutta la comunità qui di Maiano e del Friuli in generale. Grazie. È sempre un piacere rivederla perché lei è una pietra miliare importante per quello che ha fatto per la nostra regione. No, io penso che la vera ragione per cui continua a venire è la gratitudine per i friulani e per quello che ho visto che hanno fatto per la rinascita della loro terra. E la cosa mi ha commosso e mi ha insegnato tante cose. È stato un anno zero in particolare anche per l'Italia, no? Perché da qui c'è stata la distruzione ma è rinato anche tante cose. È rinato tante cose. È nata la protezione civile italiana, un nuovo concetto della partecipazione degli enti locali, della covalità del sistema del soccorso. Quindi è stata un'esperienza molto preziosa. Quando la politica faceva la politica? Beh, devo dire che allora non ci si può lamentare. Grazie, complimenti a voi. Signor Sindaco, 42 anni dopo questa cerimonia importante per non dimenticare, perché i Vigili del Fuoco insieme ad altri, un po' tutti hanno aiutato il Friuli a ricrescere e il suo ricordo 42 anni dopo qual è? Ma è un ricordo di riconoscenza. Io ero piccola, avevo 6 anni, ma ho le immagini molto ben presenti di quel terribile 6 maggio e dei giorni successivi. Quindi forse abbiamo voluto colmare il debito di riconoscenza, colmare questo debito che avevamo con il Corpo dei Vigili del Fuoco. Ricordo che nel 2016, in occasione del quarantennale, noi abbiamo dato la cittadinanza onoraria anche agli alpini, all'esercito, all'arma dei carabinieri e ai radioamatori. Mancavano appunto i Vigili del Fuoco perché erano stati impegnati nel terremoto dell'Italia centrale proprio ad agosto e quindi abbiamo dovuto rimandare la cerimonia, però insomma la comunità ci teneva a dire ancora una volta grazie ai vigili e penso che questa cittadinanza sia anche attuale a distanza di 42 anni perché li abbiamo visti tutti nell'Italia centrale in questi 2 anni essere i primi a cercare di soccorrere, a cercare vite umane, quindi è giusto riconoscere il lavoro di queste persone che io definisco degli angeli, no? Poi si dice sempre, no? Quando sono queste situazioni il modello Friuli, il modello Friuli, il modello Friuli, ma 42 anni di distanza però echeggia ancora e soprattutto da qui, dalle macerie si è ricostruito non solo una regione, si è costruito anche qualcosa di importante. Certo, sì, come dice lei si parla del modello Friuli, però non è stato possibile poi replicarlo da altre parti. Tutti ci chiediamo come mai, però in effetti ha avuto tutto questo successo soltanto da noi. No, c'è da sperare che insomma, non succedano altre emergenze, ma qualora dovessero succedere che veramente riprovino a replicarlo. Comandante, allora cittadini onorari, anzi il Corpo dei Vigili del Fuoco, cittadino onorario di Maiano, un altro riconoscimento perché voi siete sempre in prima linea. Sembrano frasi scontate, ma poi la realtà è che quando si lavora bisogna lavorare. No? Ah certo, non è scontato perché effettivamente noi 2000 interventi al giorno in tutta Italia ci vedono presenti immediatamente nel momento in cui vengono chiamati i Vigili del Fuoco, quindi effettivamente sempre in prima linea. Questo riconoscimento che ci è stato conferito oggi a Maiano dal sindaco di Maiano e da tutta la giunta comunale ci rende orgogliosi, ci ripaga di tante fatiche, di tante privazioni, perché effettivamente
effettuare tutti questi interventi di soccorso tecnico urgente ogni giorno e anche in occasioni particolarissime come quelli dei terremoti, di qualsiasi tipo di calamità naturali, determina in ogni vigile del fuoco un notevole stress fisico, emotivo e anche privazioni nei confronti della famiglia. Quindi devo dire che questo riconoscimento è a noi ci inorgoglisce e ci dà la carica per andare avanti sempre meglio, per consentire a tutti gli italiani di avere un soccorso tecnico urgente al pari e all'altezza di un paese grande come l'Italia. Senta, per concludere, il terremoto del 76 è stato anche un po' un anno zero per la riqualificazione anche del sistema di interventi in Italia per quanto riguarda insomma, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e via dicendo. 76 più che una riqualificazione, un punto zero dell'organizzazione dei vigili del fuoco è stato, a mio avviso, come ho ricordato durante la cerimonia, ma ha ricordato molto meglio di me l'onorevole Zamberletti, il momento in cui abbiamo avuto tutti la consapevolezza, e in particolare il primo che ha avuto la consapevolezza e la chiarezza di idee di questa organizzazione è stato il momento in cui è partita il sistema nazionale di protezione civile. Sistema nazionale di protezione civile che mette l'Italia ai primi posti non solo in Europa ma in tutto il mondo per quella che è l'attività di protezione civile che tutte le componenti svolgono nel momento in cui c'è una emergenza che possa essere considerata protezione civile. In questo ambito il Corpo Nazionale è la componente fondamentale del sistema di protezione civile che interviene immediatamente in soccorso delle popolazioni. Dal 1976 ad oggi abbiamo fatto grandi passi in avanti, non soltanto con le attrezzature, i mezzi e le procedure operative, ma anche in termini di formazione. Ma alla base di tutto questo c'è la persona, c'è il vigile del fuoco che con il proprio carattere, con la propria professionalità interviene e sempre al massimo delle proprie possibilità e con tanto cuore.